Iniziamo la Santa Messa col canto numero 58. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi tutta la Chiesa è in festa per Maria. Noi celebriamo l'Assunzione al cielo, il compimento in pienezza della sua esistenza terrena. E come abbiamo cantato, è Dio che ha scelto, ha chiamato, ha mandato Maria a compiere questa grande missione. E al termine della sua esistenza terrena noi celebriamo anche la gloria di Maria, che è anche la stessa nostra gloria a cui siamo chiamati a partecipare alla fine dei tempi. Chiediamo sempre umilmente perdono ai nostri peccati, ci affidiamo all'amore misericordioso, chiedendo umilmente perdono. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Signore, via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolto ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole
con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la Regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrato nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. È la parte terminale, seconda parte della preghiera di Coletta, quella che abbiamo sentito prima delle letture, e che ci aiuta a comprendere un po' l'esperienza di Maria. L'invocazione è come lei di essere sempre costantemente rivolti non tanto e non solo ai beni di questo mondo, ma ai beni eterni, che per un credente dovrebbero avere la precedenza, proprio perché sono eterni, non sono passeggeri come quelli di questo mondo. Nei primi secoli, neanche la Chiesa d'Oriente, riguardo all'esperienza di Maria, si parlava di dormizione, non tanto di assunzione, ma di dormizione. Ed è bella questa espressione, perché richiama il dormire. Nei primi secoli i credenti dicevano Maria si è addormentata. E questo anche nel nostro parlare comune, no? Quando uno muore si dice si è addormentato in pace, per dire che è morto in pace, magari. L'esperienza del sonno ci aiuta a comprendere anche l'esperienza nostra di Maria, del morire. Quando dormiamo non siamo morti, ma non siamo neanche vivi, nel senso che non facciamo le cose che comunemente facciamo. Siamo immobili, fermi. Non a caso tante volte magari quando si è in una fase critica ci si accosta alla persona cara, magari porgendo all'orecchio per sentire se respira o non respira, per dire è morto o morta o no. Ecco la dormizione, cioè quel passaggio che ci porta alla casa del Padre. Maria compie questo passaggio in pienezza, si dice in corpo, in anima. È un modo molto così, la tradizione filosofica antica, per dire la pienezza della persona. Anche noi siamo destinati a questa pienezza alla fine dei tempi, quando col nostro corpo risorgeremo. Ecco allora Maria, sappiamo tutto il discorso per un privilegio, tutto quello che vogliamo mettere nel conto di Maria, sì, ma non dobbiamo mai dimenticare che l'esperienza di Maria è stata per una scelta divina, sì, ma è anche stata per una volontà che lei ha accolto e vissuto in pienezza. Maria ha accolto la volontà di Dio e ha sempre orientato la vita verso le cose di Dio, prima di tutto. Ecco allora che la preghiera del Magnificat, che abbiamo sentito, mette in evidenza quello che è il tratto costante della vita di Maria e che dovrebbe essere il tratto costante della vita di ogni credente.
Luca con questa espressione vuole raffigurare, rappresentare lo stile di vita di Maria. E cos'è che ci dice? Maria mette in evidenza non tanto le proprie opere. Avrebbe potuto a buon diritto dire: ecco, io sono stata madre di Dio, madre di Gesù Cristo. Ho accolto questa maternità un po' strana, ma l'ho accolta. Ho avuto il coraggio di portare avanti questa gravidanza. Sono stata il figlio, la madre del Messia. Tutte cose vere, che uno poteva sbandierare con anche un giusto umano orgoglio. Ma Maria non ha fatto questo. Magnifica ci dice: grandi cose tu hai compiuto in me. Tu, Dio, hai compiuto in me grandi cose. E proprio perché tu, Dio, hai compiuto grandi cose in me, io ho accolto queste grandi cose e ho orientato la mia vita a far sì che queste grandi cose potessero essere vere, reali, compiute, realizzate. È il bel progetto della vita di ognuno di noi. E oggi noi potremmo chiederci: quali grandi cose Dio ha pensato per me? Di quali grandi cose di Dio io sono destinatario? E poi le ho compiute queste grandi cose che Dio ha pensato per me? Ho detto sì, come Maria? Oppure poniamo davanti, come ci è facile a dire: io scelgo, io faccio, per me. Se Maria avesse premesso nella sua vita il per me, perché mi piace, perché così voglio, perché mi va bene, non saremmo qui a celebrare la gloria di Maria. Ecco allora che anche questa festa ci proietta in questa realtà. Dio fa grandi cose, Maria le ha accolte, noi come lei siamo chiamati ad accoglierle. Una vita che si conclude anche attraverso quel passaggio, questa dormizione. È una vita che non ha fine. Sarebbe un bel discorso da farsi anche su questo. Lo accenno. Il nostro attendere la morte, che ci piaccia o non ci piaccia, ogni giorno abbiamo un giorno in meno di vita. Può essere brutale questa affermazione, ma è così. Lo sappiamo perfettamente. E questo magari ci incute timore, ma è la nostra realtà. Questo cosa ci dice? Che dobbiamo spendere prima di tutto ogni giorno bene, che è un traguardo che dobbiamo affrontare, che è la nostra vita. E dobbiamo orientare la vita per quel passaggio. Perché facilmente abbiamo questa sensazione che a noi non toccherà, o magari toccherà sempre domani, dopodomani. Ecco, questa vita che ha un seguito, una pienezza, questo passaggio umanamente brutto ma cristianamente glorioso. Siamo destinati come Maria alla gloria nella casa del Padre, avendo compiuto la sua volontà. Ci aiuti allora questa festa, questa solennità che oggi celebriamo, in questo senso, a vivere l'esperienza di Maria, a incontrare e a fare la volontà di Dio e accogliere anche questo passaggio inevitabile che è la nostra morte per entrare nella gloria di Dio, nella vita eterna che noi credenti aspiriamo, ed è il progetto di Dio. Gesù Cristo è venuto su questo mondo prima di tutto per questo, poi per tutto il resto. Primo compito, primo dono di Dio è la vita eterna. Morte sì, ma risurrezione.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede col Padre e il Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sostenuti dalla fede di Maria, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, confidando nell'adempimento delle sue promesse. E diciamo insieme: ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa non si stanchi di annunciare nella storia il mistero della risurrezione, sostenendo la speranza di chi è maggiormente provato dalla vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per coloro che hanno responsabilità sociali, economiche, istituzionali, promuovano politiche tese a salvaguardare la dignità inviolabile della vita umana. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per quanti sono delusi, smarriti, prigionieri di spirale di disperazione, sperimentino la verità delle promesse di Dio. Grazie anche alla nostra serena vicinanza, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi che spezziamo e condividiamo il pane della vita, possiamo cantare con Maria il nostro Magnificat, testimoniando ad altri la nostra gioia pasquale, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre della vita, ascolta le nostre invocazioni per intercessione della Madre di Dio. Confermaci nella fede, nella speranza e nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti alla parola del Salvatore, formati sul divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 303. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, cane tempeste, di chi
Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Tu che nel cielo siedi regina, a noi pietoso lo sguardo inchina. Vedi il figlio che stringe al petto, e non privarci del tuo affetto. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Immacolata, prega per Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andate in pace. Canto 290. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infondermi costanza nel viaggio e fra i